Madonna della Seggiola di Raffaello Sanzio, data di produzione 1513-1514, dimensioni 71 x 71 cm. Si trova nella Galleria Palatina a Firenze. Sentiamo parlare per la prima volta della Madonna della Seggiola nel Cinquecento, la quale si trova all'interno delle collezioni medicee. La sua piccola dimensione e il gran numero di dettagli presenti e anche la complessità della scena lasciano presupporre che si tratti di una commissione privata e di alto rango e secondo degli studi approfonditi il cliente probabilmente era Papa Leone X, che decise di inviare tale opera ai suoi parenti a Firenze. Da qui la troviamo a Firenze e successivamente tra le locazioni degne di nota. Possiamo ricordare la camera da letto del Gran Principe Ferdinando a Parigi e poi fino a giungere alla Galleria Palatina nel 1882. Secondo una tradizione che si è diffusa tra il popolo, probabilmente Raffaello realizzò quest'opera mentre si trovava in viaggio verso Velletri, dove vide una contadina che stava cullando suo figlio. Da qui prese ispirazione per la posizione di due delle tre figure presenti nel quadro. I personaggi ritratti nell'opera sono la Vergine Maria, il bambino e a destra il piccolo San Giovanni Battista. La madre di Gesù è seduta su una sedia, che tra l'altro è quella che dà il nome all'opera, mentre abbraccia suo figlio e a destra San Giovanni sta pregando verso Maria. La posizione della donna, leggermente inclinata all'indietro, lascia pensare che stia sollevando una delle gambe per dondolare suo figlio, mostrando ancora una volta la bravura di Raffaello nel creare atmosfere di pace e serenità all'interno delle sue composizioni. L'opera è estremamente dettagliata, basti guardare con che finezza è stata realizzata la sedia, poi anche i ricami sulla veste della Vergine e ancora il bellissimo accostamento di colori caldi e freddi che dominano la composizione attraverso la veste dei protagonisti. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci al prossimo video.